si usi Patrizio News, TG del turismo, insomma il Molise è bello, è accogliente, in Molise c'è Termoli, centro storico, col Castello Svevo, Vabbè, e allora? C'è Campobasso, c'è Isernia, e allora? il Museo Paleolitico, tanti borghi come Fornelli, Frosolone, Oratino, Sepino, eccetera, eccetera. E allora sembra che almeno fino a metà gennaio i treni, in particolare da Roma, per il Molise sono soppressi e hanno tutta una serie di problemi. Non ci si riesce ad arrivare. Esatto, vabbè, vogliono giustamente ammodernare le ferrovie per il 2028, però per ora è... Ma guarda, ragione di più per andarci. Esatto, ma allora io volevo istigarvi, il Molise è bello, andateci in corriera. Cosa c'è di male? Esatto. Delle autolinee da Roma, da Pescara, da Napoli. Esatto. Vale la pena, la corriera è bellissima. Dai. No, c'era una cosa che mi incuriosiva. Allora, la storica corriera del Molise durante l'estate sicuramente c'era, adesso bisogna informarsi. Ed era una bella corriera originale anni 70. No, che bello. Come le corriere di quando andavamo in giro noi da ragazzini. Rotonde. Parte da Termoli e fa un tour paesaggistico per il Molise, magari andate su Miramed Travel e vedete, perché forse se siete un gruppo... Non è una sponsorizzazione. Ma no, non l'ho mai sentito. Sì, è proprio un'informazione. Esatto. Si avvicina il Natale. Sì. La stagione dei mercatini e già da una settimana c'è a Innsbruck, la capitale del Tirolo, è aperto il mercatino, quindi potete andarci. E poi ci sarà anche il presepe meccanico, poi, insomma ci sono tante cose. E anche si può organizzare il Capodanno in montagna, perché ci sarà anche il concerto di Capodanno con l'Orchestra Sinfonica di Innsbruck. Che bello, ma allora sempre in occasione del Natale ci sono molte iniziative, ve ne diamo qualcuna. Ad esempio il comune di Vigolzone, provincia di Piacenza, sta già preparando il villaggio degli Elfi. E ti interessa Babbo Natale, gli elfi? Sì, no, per carità. No, è che sono previsti anche 20 stand da mangiare. Lo sapevo. Sì, vabbè. Sai che insomma è la mia passione. Attraverso l'enogastronomia si imparano tante cose. È la cultura la cosa che interessa. Che fai cultura e cultura. È così, il territorio si mangia, si assaggia e si capisce. Però comunque a Natale fate una cosa, andate in libreria e fate un regalo ai vostri nipotini o ai vostri cari. Esatto, con questo. Sì. Dracula non muore mai, vedrete che gli piacerà moltissimo perché è la vera storia di Dracula. Va bene. Comunque, tornando a parlare di enogastronomia, adesso noi... Ancora? Sì, no, volevo far vedere un pezzettino del nostro ultimo viaggio che è stato appunto nell'Alto Lazio, no? Cerveteri, Tarquini, eccetera. E tu naturalmente invece di andare a vedere le tombe etrusche, eccetera, eccetera, sei andato a vedere? No, ad assaggiare la ricetta dell'acqua cotta. Bella, e com'è? Vedi? Qui è la Roccaccia, l'azienda agricola che è anche il cuore dell'Università Agraria di Tarquinia. Da una parte si cuoce la carne magra delle maremmane, ma dall'altra bolle anche un altro pentolone. Signori e signori, l'acqua cotta. L'acqua cotta è un problema, l'acqua cotta è un mistero. Allora, visto che siamo all'Università Agraria, c'è qui un simposio che dovrà discutere della fenomenologia, origine dell'acqua cotta. Io ho cercato di documentarmi perché io studio, faccio i compiti e ho detto qual è la ricetta dell'acqua cotta. Ne ho trovate di tutti i colori. Una ricetta recita così, naturalmente pane abbrustolito e sopra un minestrone dove dentro ci potrebbero essere pomodori, sedano, uova, olio, peperoncino, pecorino, maggiorana e basilico. No, c'è un'altra ricetta che dice no, zucca, cicoria, salsiccia, pomodori, menta, patate, cipolle, uovo e addirittura baccalà. Allora, esiste una vera ricetta filologicamente autorizzata dell'acqua cotta? Ognuno la fa come vuole, ogni paese, ogni cittadina
della Maremma. Qui siamo nella Maremma laziale, nella parte laziale della Maremma, ognuno ci mette del suo, quindi dovunque si va si trova una ricetta un po' più ricca, un po' più povera, ma è un piatto povero, fatto da chi viveva la campagna quotidianamente e quindi metteva dentro l'acqua cotta tutto quello che trovava sul momento. Esatto. Oggi l'acqua cotta l'ha cucinata la Vilma. Ci va la cicoria, poi l'aglio, il pomodoro, la cipolla, peperoncino, sale e la cicoria naturalmente è la base e le patate. E un po' di pazienza perché ci vuole qualche ora per cucinarla. Racconta l'antropologia di questa zona e racconta anche i prodotti. Certo. Perché è pieno di verdure, era una zona di ortolani. Incredibile come tra gli ingredienti dell'acqua cotta ci sia anche il sale della storia. La proprietà collettiva della terra che ha salvato questo ambiente deriva dalle lotte della corporazione degli ortolani e del grano, che risalgono al 1400 e si erano messi assieme per sopravvivere. Sentite, ma ci sono dei proverbi legati all'acqua cotta, giusto? Pregamane e trippa botta, perché alla fine se vai a stringere non c'è niente nell'acqua cotta. Certo, l'acqua cotta dà poca sostanza. Ti gonfia la pancia, ma alla fine dentro ti rimane poco con l'erba. È molto consolatorio. Allora, un evento imperdibile nei dintorni di Trento, a Santa Massenza, nota come la capitale della grappa artigianale. Dal 5 all'8 dicembre il borgo ospita, dalla voce di Patrizio Roversi, la notte degli alambicchi. Modestamente. Sarà uno spettacolo teatrale itinerante guidato appunto dalla tua voce, Sì. Dove si potrà vivere l'antico rito della distillazione e degustare le pregiate grappe locali. Portamene una. Sì, allora no, ma io guido nel senso che faccio parte di un gruppo di amici e di complici e questo spettacolo è appunto uno spettacolo itinerante tra le 5 distillerie tradizionali di Santa Massenza. Si parla di grappa ma anche di territorio. Ci sarà anche Rosa Maria, non lo so. Comunque, Gregorio. Non lo so, comunque. Cioè, la Vabbè. coin è? Sì. È la coin. D'accordo, andiamo avanti allora. Allora, a proposito di viaggi viaggiatori, segnaliamo una famiglia madre e padre di 25, 12, 10 anni che hanno pedalato in Africa. Dove? Allora, lei proprio, sì, allora è una famiglia con questi figli di 25, 12, 10 e 8 anni. Sì, che hanno pedalato in Africa dove? Dallo Zambia al Ruanda, attraverso le montagne del Burundi. No, dai. 1500 km di strade fangose. Ma sono tutto matti? in bicicletta, dormendo in tenda, in ostelli, in rifugi di fortuna. Dai! Hanno dichiarato: così raccogliamo fondi per costruire una scuola e per i nostri figli è un'esperienza unica. Lei si chiama Giorgia Marchitelli, lui si chiama Matteo Sametti. Beh, bravi, bravissimi. Senti, Non si sono persi, sono andati dritti, sono stati bravi. Sì. Ecco, però, allora potete andare in Ruanda, eccetera, eccetera, però potete andare anche più vicino, in Romania. E fra un po', a maggio, si farà un bellissimo viaggio, la Go World farà questo viaggio, che è ispirato al libro appunto Dracula non muore mai, cioè la Romania di Dracula, ma non solo, e quindi potrete veramente partecipare a questo viaggio, mi farebbe molto piacere. Dracula non muore mai, la Susi non molla mai. Non mollo, perché poi è il momento, no? È il momento, parlatene in famiglia. Dai che dobbiamo salutare, ma tu che ci hai capito più di me. La Per Caso TV. La Per Caso TV. Allora, vi ricordiamo che la Per Caso TV, dove potete vedere i nostri filmati, è appunto su Per Caso TV su YouTube. Sì, vedete qui il link e lì vedete tutto, perché ci sono velisti, cioè tutte le 12 puntate di velisti, ci sono degli inediti, c'è questo viaggio con Battiato, c'è veramente tutto da vedere in questo passato, periodo. presente e magari anche qualche Davvero,
davvero da vedere. Ecco, in questo periodo. c'è anche per esempio sulle smart TV, ci cercate. Sì, o su e ci- su Prime Video, vi mettete Si Usi con tutte le Y e trovate tutte le cose che dovete trovare. O Patrizio Roversi, trovate. Ma quelle, vabbè, ma insomma. sì, ma quelle No, davvero. O Velisti per caso, anche quello lo potete cercare. Prima di salutarci, che poi manca poco tempo, allora vi ricordiamo che sul nostro sito, il nostro sito Italia Slow Tour, ci sono una serie di convenzioni per una serie di cose che vi facilitano i vostri viaggi, Esatto. e soprattutto, Fatelo. e soprattutto per chi accede dai portali di Italia Slow Tour o Turisti per caso, Esatto, ci dovete l'assicurazione andare. di viaggio Columbus, 10% di sconto. Eh. Copertura medica, rimborso per cancellazione. Quindi adesso che state eccetera, organizzando, forse l'avete già organizzato, ma state organizzando il viaggio di Natale e Capodanno, assicuratevi. Assicuratevi. Ciao allora! No, ciao, niente, perché c'è un'ultima ora molto molto importante. A proposito di Per Caso TV, ecco, voi ci guardate, ci trovate, vedete i nostri vecchi viaggi, magari vi viene voglia di fare degli altri viaggi anche a voi, e allora scriveteci, mandateci i vostri nuovi diari di viaggio, ce li mandate su italiaslowtour.it e c'è un concorso letterario. Sì, in pratica, tra tutti quelli che manderanno dei nuovi diari, ci sarà chi vincerà premi, voucher alberghieri di Best Western Hotel and Resort, assicurazioni di viaggio Columbus, e poi sarete pubblicati sulla rivista Gate che viene distribuita in migliaia di copie. Insomma, in pratica voi ci andate a vedere su Per Caso TV e noi possiamo darvi visibilità. Guarda mo', che scambio relazionale!